buonasera. Vista l'ora, direi di iniziare già con le vostre domande, visto che dovete chiudere rapidamente. Intanto senti, volevo chiedere nel primo tempo, comunque prima del gol di Ruopolo, se la tua squadra, sembrata la tua squadra fosse un po' sotto shock, un po' frustrata per gli ultimi eventi. Perché... eravamo in difficoltà. La prima parte di partita il Varese ha fatto meglio di noi, siamo riusciti a palleggiare poco. Eravamo preparati e l'avevamo preparata perché fosse una partita difficile sotto questo profilo qua. Come ho detto prima, penso che il Varese sotto l'aspetto di non far giocare l'avversario sia la migliore squadra per organizzazione. Però alla fine siamo andati in vantaggio, secondo me il secondo tempo abbiamo fatto meglio, non grandissime cose ma abbiamo fatto meglio. Per l'andamento della partita ci può anche stare il pareggio, insomma non è un risultato scandaloso. Arrivarci a prendere al 90esimo dispiace, però accettiamo il risultato del campo. Giorgio Miola. Senti Alessandro, a vedere la partita per il Varese è stato pericoloso solo sui calci da fermo, perché in realtà la sua azione non è un peccato aver preso il 90esimo quasi in contropiede un gol, cioè qualche responsabilità insomma da parte di sicuramente un errore l'abbiamo commesso, l'abbiamo preso. Io penso che tra ieri pomeriggio alle 3 e stasera al 90esimo se mi davano una fucilata sentivo meno male, però insomma, andiamo avanti. Questa squadra qua ha sempre dimostrato di sapersi rialzare nei momenti di difficoltà. Oggi se avessimo avuto i 3 punti che ci siamo guadagnati sul campo contro il Torino, alla fine saremmo a 53 e il pareggio sarebbe un po' meno amaro. Così penso che al di là dei risultati che ci possono essere domani, la lotta per il playoff diventi una lotta